C'è anche Vicenza, città del Palladio, patrimonio dell'UNESCO tra le 24 città italiane candidate a diventare capitale italiana della cultura per l'anno 2024. Il Ministero della Cultura ha accettato la manifestazione di interessi presentata dall'amministrazione vicentina nei giorni scorsi, una candidatura che inorgoglisce, apre a possibili nuovi scenari e mette d'accordo a Vicenza maggioranza e minoranza. Sono convinto che Vicenza possa giocarsela veramente fino in fondo e questo è un volano straordinario di crescita per la città, le sue associazioni culturali, i quartieri, i gruppi, e in questo caso non c'è maggioranza e non c'è opposizione, c'è solo Vicenza, i suoi interessi, il bene dei suoi cittadini, e quindi ce la metteremo tutta. Superato questo primo traguardo, ora si entra nel vivo. Tutte le città partecipanti dovranno presentare il proprio progetto, che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di 7 esperti nella gestione dei beni culturali. Vicenza, dal canto suo, ha già messo a punto la struttura di governance incaricata della gestione delle attività di progetto che condurranno entro il prossimo 19 ottobre a depositare il dossier di candidatura. La città vincitrice, grazie al contributo statale di 1 milione di euro, avrà un anno per mettere in mostra le sue caratteristiche originali culturali, un'opportunità che diventa un volano anche economico. Sono sicura che porterà investimenti importanti in cultura e turismo, due settori particolarmente colpiti dal Covid e che vanno sostenuti.